La vittoria di un eventuale prossimo referendum sul taglio dei parlamentari rappresenterebbe per la Sicilia una minore rappresentanza. La vittoria del sì porterebbe i parlamentari, che attualmente sono 77, a 48, un seggio ogni 160.000 abitanti. Sono tanti, una perdita secca di 29 parlamentari sui 77 in Sicilia. E questa è la prospettiva che la nostra isola nel collegio occidentale diventi la meno rappresentata in tutta Italia. Il taglio dei deputati e senatori per cui si andrà al voto porterebbe a una minore rappresentanza, i parlamentari a 48, quelli eletti 15 contro gli attuali 25 nella Sicilia occidentale, mentre quelli della Sicilia orientale 16 al posto di 25. Secondo le proiezioni elaborate dalla Camera e il suo servizio studi, secondo i residenti rilevanti all'ultimo censimento, quello del 2011, un po' meglio va alla Sicilia orientale, che si colloca al sesto posto con 155.144 abitanti ogni deputato, una quota che però è lontana dai 128.806 residenti necessari per le altre regioni come la Valle d'Aosta, 144.509, la Basilicata, 145.257. Al Senato la situazione è sostanzialmente analoga, qui l'Isola è settima con un seggio ogni 312.000 abitanti, poco meno del triplo di quelli necessari per la Valle d'Aosta, dove sono 126.806, più o meno il doppio degli elettori necessari in Molise, 156.830 per fare scattare un seggio, il Trentino Alto Adige 171.579, sommando quelli delle due province autonome, la Basilicata con 192.679. Intanto sul referendum si esprime anche il deputato regionale Claudio Fava, che afferma: voterò no al referendum perché il taglio dei parlamentari è la più infantile e demagogica delle riforme. Se non vi piacciono questi parlamentari o questi partiti, non votateli. Ma sputare sul Parlamento, afferma Fava, che è la più alta garanzia democratica per questo Paese, è solo un esercizio di facile populismo per risparmiare in un anno il costo di una tazzina di caffè. Meno parlamentari per Fava vuol dire meno rappresentanza e più potere ai segretari di partito.